Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E una buona domenica a tutti voi che siete in collegamento spirituale, soprattutto con noi. Questa terza domenica del tempo di Pasqua. Celebriamo ancora dalla comunità di San Lorenzo di Borgo Veneto. Lo facciamo proprio con il desiderio grande di metterci in comunione spirituale, creando quel clima di preghiera, di ascolto, di silenzio, lì dove siamo in questo momento, nel tepore della nostra casa, con le persone che amiamo, in raccoglimento davanti al Signore. Lo facciamo anche ricordando in modo particolare una coppia che ci ha chiesto di essere proprio ricordata nella preghiera per 55 anni di matrimonio, Francesco Bernardinello e Maria Grazia Sambinello, 55 anni di vita insieme. Ma anche il 40° di matrimonio di Nelson Ricordi e Regina. Ricordiamo tutte quelle persone che in questi giorni ci hanno chiesto davvero di essere ricordate durante l'Eucaristia. È chiaro che ancora chiediamo il dono della salute davanti a questa situazione che ancora ci sta colpendo. E in questo mese è anche il mese cosiddetto delle erogazioni, dove chiediamo il dono perché la terra possa produrre frutti buoni. E noi oggi chiediamo anche il dono della pioggia, ne abbiamo tanto bisogno. Tutti mettiamo dentro a questa Eucaristia le nostre personali intenzioni, le mettiamo davanti al Padre. E con fiducia chiediamo il dono anche della riconciliazione, della pace davanti alle nostre fragilità, alle nostre occasioni di peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli.
Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora tra noi, fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio,
che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolti a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il racconto di questi due discepoli di Emmaus che se ne vanno via tristi da Gerusalemme dopo la crocifissione del Maestro Gesù mi ha fatto tornare con la memoria a qualche settimana fa, alla metà di febbraio. Nelle nostre chiese c'erano ancora alcune stelle di Natale che stavano perdendo le ultime foglie e questo era un segnale per me, mi stava dicendo: è passato un tempo, stiamo entrando dentro un tempo di Quaresima, ma meglio ancora stiamo entrando dentro alla primavera, all'attesa della Pasqua. Timidamente, penso un po' tutti, stavamo pensando al cambio di stagione, al vestito che avremmo comprato per fare ancora più festa a Pasqua. In cantiere le ferie d'estate, qualcuno le aveva già prenotate, dove andare, con chi andare, quanto spendere. Qualche nuovo progetto di ristrutturazione della casa, la preparazione dell'orto, del giardino, l'ansia per un lavoro nuovo, un impegno economico appena firmato per un nuovo inizio, la data del matrimonio fissata, qualche battesimo imminente, progetti in attesa di essere completati, ma anche l'attesa di ritrovarsi tra amici, tra parenti, per fare una bella tavolata di amicizia, di ritrovo dopo tanto tempo. E nel giro di qualche giorno, potremmo dire anche di qualche ora, tutto si è fermato, tutto bloccato, tutto vietato. La vita ci ha frammentato, ci ha frantumato in 1000 pezzi. Quello che stavamo facendo, quello che stavamo un po' progettando, quello che era già precario, quello che desideravamo assolutamente fare. La vita ci ha cambiato i progetti. La vita ci ha segnato dentro e allora un po' di rabbia, un po' di delusione, di incertezza, di precarietà e soprattutto tante domande. Un sacco di domande anche in questi giorni. Il lavoro sarà come prima? Come lo riprenderemo? Che forma avrà? Come farò a far fronte agli impegni che ho preso? Le attività saranno le stesse di prima? Avranno più o meno difficoltà? Anche io come parroco mi chiedo come potrò far fronte agli impegni delle nostre comunità cristiane, impegni molto importanti da portare avanti, ma non soltanto a livello materiale, anche a livello affettivo, formativo, relazionale. Come riprenderemo a vivere delle relazioni forti, profonde, significative, a educarci reciprocamente anche nella fede. Certo, i nostri mezzi di comunicazione ci stanno aiutando tanto anche in questo momento. Non sarebbe possibile questo momento di preghiera condiviso insieme con voi se non ci fossero questi importanti mezzi di comunicazione. Ma noi siamo fatti per toccarci, per vederci, per stare insieme, per assaporare il calore di una relazione viva. E allora un po' di delusione e di incertezza possono farla da padrone in questo nostro oggi. E i due discepoli di Emmaus mi sembra che un po' leggano questo movimento. Delusi da un Maestro Gesù crocifisso a Gerusalemme, se ne vanno via, tristi. Si ritirano dalla vita. E tra loro sono lì che, dice il Vangelo, stanno questionando, stanno discutendo l'un l'altro il malessere che portano dentro. E in quella situazione si affianca un uomo, un maestro risorto, ma che in quella situazione negativa loro non riescono a riconoscere.
E questo maestro si affianca, li ascolta, li fa parlare, potremmo dire li fa sfogare, cammina con loro al loro livello ed emerge in loro quella speranza morta. Noi speravamo. È una contraddizione dire noi speravamo. E quante volte nella vita noi lo diciamo, pensavo che, speravo che, avrei pensato che, una speranza morta. Proprio perché la speranza non può mai essere al passato, ma è sempre il presente e lanciata verso il futuro. E quando muore la speranza si chiudono quelle porte che ci rendono triste la vita, buia, senza senso, con la voglia di ritirarci. E il maestro che cosa dice? Il maestro li illumina a partire dalla parola di Dio. Usa parole che vengono dalla parola di Dio. È bellissima questa cosa. E utilizza una frase che è difficilissima, almeno per me. Non bisognava che il Cristo patisse tutto questo per entrare nella gloria? Quasi a dirmi, è scritto da sempre che solo passando attraverso certe situazioni, anche molto dure e difficili, noi possiamo giungere a più vita. Che difficile dire questo pensiero. Che difficile esprimere questo pensiero per me e forse anche condividerlo con voi. Difficile accettare che nella vita ci sono dei crocevia, degli incroci. La croce. Ci troviamo all'incrocio. Quante volte ci siamo dati appuntamento a un incrocio per poi ripartire. L'incrocio è un punto di arrivo e un punto di partenza. Le croci, i crocevia della nostra storia. Quelle croci inevitabili, non costruite da noi, ma parte integrante della nostra storia. E in questa storia si può rigenerare più vita autentica. E lo diciamo sempre in punta di piedi questa roba qua, perché dall'altra parte potrebbe anche generare qualcosa di negativo. Ma il crocifisso, i crocevia della storia mi insegnano che si può ripartire ancora meglio. Si sgretolano tante cose anche belle, per noi importanti, ma si possono rigenerare altre vie, altre prospettive, forse più vere, più umane, più reali. Quante volte capita di dire come educatori soltanto le cose che ti sono costate sacrificio hanno un senso, un valore più profondo per te, per me. Io non lo so come riusciremo a far fronte ai tanti impegni anche nelle nostre comunità, impegni più materiali, pagare un mutuo, sostenere una scuola materna, le spese ordinarie. Non lo so come saranno i nuovi modi di fare comunità, di educare la fede. Non lo so come saranno reimpastate le nostre vite, ma so quello che vedo oggi, in questi crocevia che ci fanno ripartire. Che cosa vedo oggi? Vedo la carità, che non vuol dire elemosina la carità. Vedo la carità, cioè quanta gente si sta attivando ed è attiva nel dare qualcosa di sé per il bene dell'altro, dei cuori che si smuovono per portare un bene dentro questo momento di croce. Nel nostro piccolo, in questo ultimo mese, oltre 3.000 euro raccolti da dare a famiglie in difficoltà, nel silenzio. Ma ancora che cosa vedo? Aspettate magari che abbiamo ricevuto anche noi, che riceviamo per sentirci dire come stai. Un mazzo di fiori che in questi giorni è arrivato qui in chiesa, in canonica, davanti a questa chiesa chiusa, una mamma porta un mazzo di fiori per la chiesa, piccolo segno, con grande significato. Ma anche il desiderio di stare dentro le nostre case, e non avremo nessuna voglia, e riscoprire una relazione affettiva, una famiglia che avevo un po' perso. Che cosa vedo ancora? Un lavoro che sembrava essere finito e sta ripartendo in modo diverso. Un papà che l'altro giorno passa per la canonica e mi dice: ho voglia di fare la comunione, di ritornare
a fare comunità. Vedo una vita che nella corsa frenetica e che ci ha un po' spenti, ci ha un po' stancato, ora chiede di ripartire, magari forse in modo più umano e più gestibile. Forse il rischio più grande oggi è non lasciarci cambiare da quello che sta succedendo. Magari sensibilità nuove che qualcuno o qualche giovane possa sentire di dire: io cambio il mio stile di vita perché la voglio donare per il bene dell'uomo. Si aspetta un libero a tutti per tornare come prima, ma è proprio questo quello che ci serve. Quei due discepoli, dentro al travaglio delle loro delusioni, illuminati dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, diventano qualcosa di nuovo. Dopo aver ascoltato quel maestro, dopo aver condiviso con lui un tratto di strada, rivedono con occhi diversi gli eventi della loro storia, anche difficile, e ricevono un senso nuovo, un significato nuovo. Potremmo dire questa è risurrezione. Quel maestro che si rivela come il Signore risorto li illumina con parole e con gesti. Le croci della storia, della mia vita, della nostra vita, sono delle ferite e qualcuno ha detto possono diventare feritoie per vedere più lontano. Risvegliano cuori addormentati, si riattivano fantasie spente e aprono a un infinito. E allora viviamo questo nostro oggi con la fiducia che accanto a noi questo Maestro risorto cammina affiancandosi a noi attraverso gli eventi più diversi della vita quotidiana. Le piccole circostanze della vita sono dei superiori fedeli, diceva una donna francese, Madeleine de Brel. Ed è stando dentro la vita, obbedendo a quello che la vita ci sta facendo vivere, che noi possiamo scoprire tracce nuove su cui ripartire, come uomini, come donne, come famiglie, ma anche come credenti. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, chiamati a riconoscere il Cristo risorto nella parola delle Scritture e nel pane spezzato sull'altare, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore.
perché la Chiesa custodisca la fede in Cristo Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, e sappia annunciare a tutti gli uomini la sua vittoria sulla morte, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore, Perché i responsabili delle nazioni si lasciano ispirare dal Vangelo e pongano alla base del loro impegno la persona umana e il diritto ad aspirare alla pace e al bene, preghiamo. venga il tuo regno, Signore, Perché l'Università Cattolica del Sacro Cuore possa accrescere il suo servizio alla formazione integrale dei giovani, in dialogo costante tra la fede, la ragione e le domande del mondo contemporaneo, preghiamo. venga il tuo regno, Signore, Perché tutti noi che siamo rinati nel battesimo sappiamo vivere con coerenza la nostra fede ed essere nel mondo testimoni credibili dell'amore di Dio, preghiamo. venga il tuo regno, Signore. Accogli la nostra preghiera, o Padre, e trasforma i nostri cuori perché lungo il cammino della vita sappiamo sempre riconoscere la presenza del tuo Figlio risorto per giungere con Lui nella dimora eterna, dove vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il pane che tu ci dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio. Ti offriamo il vino che tu ci dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli, benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Preghiamo, fratelli, sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva Dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, ed in particolare di Crema Antonio e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questa grande comunione che stiamo vivendo insieme in tanti posti diversi, in questa profonda, grande comunione di fede, ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. E beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Jesus Christ,
questo momento invitiamo chi ci segue da casa a vivere la comunione spirituale, utilizzando questa preghiera in queste prolungate settimane di digiuno eucaristico. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro. Ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo cuore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un saluto ancora a tutti voi che siete in collegamento con noi. Un grazie ai nostri educatori e catechisti che continuano a mantenere vivo un contatto con le famiglie, con i ragazzi, con i giovani delle nostre comunità. Voglio ricordare che martedì 28 alle 18:30 su questa pagina Facebook, sul link di YouTube dell'Unità Pastorale, celebreremo in diretta l'Eucaristia a ricordo del patrono di Megliadino, San Vitale. Celebrerà l'Eucaristia Don Bruno insieme con noi. Rinnoviamo il grazie a tutte le persone che con generosità hanno voluto anche in questa settimana lasciare un'offerta per le famiglie in difficoltà e per la nostra unità pastorale. Grazie di cuore. Rimane il nostro appuntamento quotidiano alle 19:30 per chiedere il dono della salute, della guarigione. Ogni sera alle 19:30 in tutte le nostre case, anche noi, un piccolo momento di preghiera proprio per questa intenzione. Tante notizie si accavallano sulle aperture, sulle possibilità di celebrare l'Eucaristia. Crediamo di poter dare qualche indicazione più precisa a partire dal 5 di maggio. Restiamo ancora in attesa di chiarimenti con la doverosa prudenza perché i risultati che abbiamo raggiunto non vengano buttati via per la fretta di tornare alla normalità. Dopo il 5 di maggio crediamo di poter dare indicazioni un po' più precise. Sempre una rinnovata domenica a tutti voi che ci seguite e ora insieme vi doniamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace Rendiamo grazie a Dio. e una serena domenica a tutti voi. Si distendono, Scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre
sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Davanti a noi l'umanità Lotta, soffre e spera, come una terra che nell'azzurra chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, come fra noi il deserto fiorirà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, chiamati a riconoscere il Cristo risorto nella parola delle Scritture e nel pane spezzato sull'altare, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.